Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questo spazio informativo su friulitv.net. Apriamo subito con una notizia di un grave incidente stradale accaduto nel pomeriggio di oggi verso le 16:30 lungo la strada regionale 353, poco dopo il centro abitato di Pozzolo del Friuli in direzione Udine. Uno scontro tra tre mezzi, si tratta di un furgone e due auto. Sul luogo del sinistro 2 ambulanze inviate dall'ospedale di Udine, l'eliambulanza fatta decollare dall'aeroporto di Campoformido e i vigili del fuoco del comando provinciale. Il più grave è stato trasferito a bordo dell'eliambulanza all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverato in codice rosso e si teme per lui, mentre le altre 2 persone coinvolte, meno gravi, sono state trasferite con le ambulanze all'ospedale di Udine. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia locale di Campoformido Pozzolo. Un parapendista straniero in vacanza in Friuli è stato soccorso dopo essere caduto, dopo aver tentato anche il volo in partenza. Per sua fortuna nell'impatto ha riportato traumi lievi, ma non versa soprattutto in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Valinis, nelle Dolomiti friulane. Sul posto, vigili del fuoco, sanitari e soccorso alpino. Adesso ci trasferiamo in Carnia per un lato sinistro della strada. Una coppia di centauri in sella alla propria motocicletta è stata soccorsa nel pomeriggio dopo che gli stessi sono finiti fuori strada causa un guasto ai freni mentre stavano scendendo dal monte Zoncolan lungo la strada regionale Udine 123, poco prima del centro abitato di Liaris, frazione di Ovaro, il sinistro. Entrambi sono stati presi in consegna dai sanitari e trasferiti a Tolmezzo per gli accertamenti ed eventuale ricovero. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Una bomba da mortaio dalla seconda guerra mondiale di fabbricazione statunitense è stata ritrovata questa mattina nel greto del fiume Tagliamento nei pressi di San Daniele del Friuli. L'ordigno è stato preso in consegna dai carabinieri in attesa dell'arrivo degli artificieri, da questi poi fatto brillare in un'area idonea. E adesso ci trasferiamo a Pordenone per dire che la rottura del tubo di un frigorifero con conseguente fuoriuscita di gas ha costretto all'evacuazione di un punto vendita di Viale Grigoretti nel centro abitato di Pordenone. Il tutto è successo poco prima dell'ora di pranzo. Per precauzione i clienti sono stati fatti uscire e lo stesso è avvenuto per il titolare e i dipendenti. Per fortuna nessuna persona ha riportato conseguenze. Il tutto si è concluso con successo intorno alle 13. E adesso un servizio. L'assessore Zanni ha siglato oggi l'accordo tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia per quanto riguarda le vicine agrarie. Sì, un accordo importante, un accordo che arriva dopo molti anni di vicissitudini per la sottoscrizione e per la definizione specialmente di questo che ha una genesi storica importantissima, ma sancisce all'interno di un rapporto di collaborazione e di amicizia tra i nostri territori assolutamente consolidato un ulteriore punto che potrà e dovrà essere ulteriormente sviluppato attraverso quelle azioni reciproche di sviluppo delle parti anche economiche all'interno di quei soggetti che poi possono farne da veicolo, ad esempio quello del GECT e dell'Euregio. Quindi noi ci impegniamo da un lato a dare uno spazio codificato per le vicinie austriache, dall'altro riceviamo in cambio un forte supporto da parte dell'End carinziano a queste politiche della regione Euregio, dove abbiamo la necessità assoluta di partner così forti ma anche così vicini a noi.
Lei ha sottolineato che l'auspicio è che questo accordo sia il primo di un'altra lunga serie. Sì, una lunga serie che non sono accordi prettamente o esclusivamente legati a gestione del territorio, ma anche di prospettiva e anche fatti per condividere dei percorsi e delle analisi. Sempre di più siamo chiamati a lavorare in collaborazione e quindi riuscire ad avere dei rapporti di relazioni così stretti e così amichevoli può solamente che giovare. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire, campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.